La più cordiale buonasera, ben ritrovati con l'informazione di prealpina.it. Apriamo il TG delle ore 19 con la cronaca. È stato fermato dai carabinieri l'uomo che venerdì sera, ieri, ad Azzate ha accoltellato un collega di lavoro al culmine di una lite. L'accusa nei suoi confronti è di tentato omicidio. Il feritore, un incensurato di 40 anni, è agli arresti domiciliari e l'udienza di convalida del fermo davanti al GIP è stata fissata per lunedì. L'uomo ferito, 52 anni, è in ospedale per le 2 ferite alla schiena provocate da un coltello a serramanico con lama di 8 cm, ma non è in pericolo di vita. È stato sentito dai carabinieri e ha confermato che è stato il collega a colpirlo. La lite, che era iniziata in azienda nella zona industriale di Azzate e poi è degenerata all'esterno in un parcheggio, sarebbe avvenuta per ragioni legate al lavoro dei due. Ancora a cronaca, ci trasferiamo però in Piemonte, a Novara resta in carcere Miden Dreu, la donna di 51 anni che ha confessato di aver ucciso mercoledì scorso a Novara Antonio Amicucci, per cui lavorava come domestica. Questa mattina è stata depositata l'ordinanza di convalida dell'arresto e la GIP ha ritenuto vi sia pericolo di reiterazione e di fuga. La donna ha confessato di aver colpito il pensionato con un coltello da cucina e poi, sotto shock, di essere fuggita dalla vicina di casa dove è stata fermata dai carabinieri. La donna ha sostenuto di aver reagito alle molestie della vittima. 2 ristoranti cinesi di Marchirolo sono stati chiusi perché accoglievano ai tavoli persone prive di Green Pass e avevano lavoratori in nero. Il provvedimento è stato adottato dai carabinieri di Luino, i quali hanno scoperto che negli esercizi era stata allestita una parte riservata proprio per i clienti senza certificazione verde. Uno dei titolari è risultato sprovvisto del Green Pass, mentre 16 sono stati gli avventori contravvenzionati perché privi del certificato. In totale sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 100.000 euro ed è stata disposta la chiusura dei ristoranti applicando la sospensione temporanea dell'attività per i prossimi 5 giorni. Adibire alle fontanelle di Malnate un hub per la somministrazione della terza dose del vaccino anti-Covid. La proposta arriva dal consigliere regionale della Lega, il varesino Emanuele Monti, presidente della Commissione Sanità, che si è già attivato per realizzare questo servizio. Monti ha spiegato di essersi già confrontato con i vertici della sanità di Regione Lombardia per valutare i numeri della richiesta della terza dose, riscontrando una grande adesione e la prospettiva di una crescita ulteriore. Per questo, sottolinea Monti, ho proposto di attivare un hub alle fontanelle per fornire un servizio migliore alla città di Varese. Cambiamo argomento. Oggi è la giornata nazionale della colletta alimentare. A Varese, nei pressi dei supermercati, nella zona di Masnago, erano presenti questa mattina tra i volontari anche il sindaco Davide Galimberti insieme ad assessori e consiglieri comunali. L'obiettivo è supportare l'iniziativa con attività di sensibilizzazione e informazione al pubblico nel pieno rispetto delle normative sanitarie. La colletta alimentare è uno dei grandi gesti di solidarietà che da più da 20 anni si svolge in tutta Italia. Le parole del sindaco. Anche Varese risponde in modo positivo a questo segnale importante per il suo valore sociale e culturale, a maggior ragione nel momento storico delicato che stiamo vivendo. Siamo allo sport, calcio, campionato di Serie C, domani trasferta a Trieste per la Pro Patria, una sfida difficile che arriva in coda ad una settimana resa turbolenta dalle vicende societarie e soprattutto dalle vicende giudiziarie che hanno riguardato il presidente del consorzio SGAI, il consorzio che ha rilevato il 90% delle azioni della Pro Patria stessa. Alla vigilia del match con la Triestina ascoltiamo le parole del tecnico Luca Prina. A oggi diciamo che arriviamo a questa partita portandoci dietro una situazione diciamo un pochettino particolare che va gestita, va fotografata con molto equilibrio, con molta serenità ma anche con molta chiarezza, perché è chiaro che è stata
arriviamo a questa partita dopo una settimana un po' particolare, nel senso che è chiaro che noi dobbiamo occuparci di tutto quello che sono le situazioni di campo, ma ci troviamo in una situazione un po' particolare, una calma, una tranquillità, una guida che è durata 6 anni con un gruppo che è stato quasi totalmente qui per tutto questo tempo, che si trova in questa settimana un po' particolare. Quindi noi in questo momento secondo me dobbiamo essere bravi a fare anche un qualcosa in più. Intanto abbiamo bisogno di una prestazione importante, abbiamo bisogno di andare a recuperare quei 3 punti che oggi ci mancano, che sono i 2 con la Giana e quello col Fiorenzuola, che sono quelli che ci devono dare quella tranquillità giusta per poter continuare il nostro percorso, che è quello di trovare la salvezza. Bene, è tutto, grazie per essere stati con noi. L'informazione con il TG di prealpina.it torna domani alle 19. Buona serata e buona domenica.